Bentrovati a F Motori, un saluto da Marco Angileri. Parte il magazine settimanale dedicato al motorsport su Telefriuli. Prima parte dedicata alla presentazione del libro su Gianni Marchiol, personaggio dell'automobilismo che non ha bisogno certamente di presentazioni. Nella seconda parte focus sul Rainforest Challenge South Europe, perciò 4x4 estremo, ma prima il servizio sul Rally Piancavallo. Spettacolare duello al 35esimo Rally Piancavallo, andato in scena domenica 15 maggio. Il bresciano Luca Pedersoli, affiancato dalla navigatrice Anna Tomasi sulla Citroën DS3 VRC, dopo 73 km di prove cronometrate, hanno avuto la meglio per soli 8 secondi e 7 sul veneto Marco Signor, navigato da Patrick Bernardi sulla Skoda Fabia Rally 2. Corsa esaltante per il pilota di casa Dimitri Tomasso su Skoda Fabia R5. Il driver di Frisanco conquista il terzo gradino del podio assieme a Cristina Caldart. Nella disfida in classe Rally 2, dietro al podio di Signor, Tomasso e Andriolo, arriva Claudio De Cecco sulla Hyundai 20. Nella classe Rally 4 la spunta Giacomo Pasa sul Maidomo Fabrizio Martinis. Bern Zanon si aggiudica la Super 1006 davanti a Christian De Gasperi, secondo, e Marco Marchiolla al terzo posto. Dominio di Diego Z Valente in classe A6, mentre Fabio Soravito sulla Renault Clio RS fa sua la classe N3, mettendo alle sue spalle Alessandro Cepek. Nella follata classe N2 si è imposto Dimitri Cortese davanti a Manuel Drigo e Alberto Orioli. Interessante la sfida tra le vetture R5 con la vittoria di Marco Zanin davanti a Matteo Doretto, autore di un ottimo esordio. In classe A7 vittoria schiacciante di Marco Zaner con la Clio. Secondo posto per l'esordiente Nelson Miu, chiude il podio in classe A7 Arianna Breatta Doriguzzi. Nella A5 firma la vittoria Alex Cao su MG Rover. Nel Rally Piancavallo storico successo di Beniamino Marsura su Porsche 911. Da segnalare l'ottima prova degli spilimberghesi Luciano e Lorenzo Chivelli su Fiat 127 Sport, quarti all'arrivo. Straordinaria serata quella di mercoledì 11 maggio in Sala Iace a Udine, in occasione della presentazione del libro di Gian Claudio Baschirotto, dedicato a Gianni Marchiol, il ragazzo che vendeva le frittelle. Una sala gremita con la presenza di molti amici e tanti volti del mondo dello sport. A salutare Gianni, che fu calciatore professionista negli anni 60, c'erano i mister Alberto Zaccheroni ed Eddie Reia, Gigi De Agostini, l'avvocato ed ex procuratore di diversi campioni del calcio Claudio Pasqualin. Non sono mancati i volti noti del motorsport, Eddie Orioli, Luca Cappellari, Fulvio Bacchelli, con il manager Enzo Cainero, grande amico di Gianni, che ha moderato la serata, ricordando il Marchiol calciatore, raccontando anche alcuni aneddoti legati alla passione di Gianni per il ciclismo, capace di scalare lo Zoncolan sotto gli occhi increduli del compianto Franco Ballerini, ex commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo. Marchiol, da pilota automobilistico, ha trionfato nel campionato italiano Rally Gruppo 3 nel 1978 con la Porsche, affiancato dal navigatore udinese Jean Campais, ma ha anche vinto un titolo italiano in pista con la Volkswagen Scirocco, chiudendo poi il cerchio con la conquista del tricolore nel campionato italiano velocità in montagna. Oltre a imprenditore e sportivo, Gianni Marchiol è stato anche un educatore, con numerose stagioni da allenatore nella squadra del gruppo sportivo Il Gabbiano, del Centro Solidarietà Giovani di Don Davide Larice a Udine. Definito dai suoi ragazzi, più che un mister, un maestro di vita, che ha contribuito a ridare fiducia e autostima a molti giovani attraverso lo sport, dimostrando la sua straordinaria generosità. Quel bambino che nel dopoguerra vendeva le frittelle per aiutare il padre e che veniva relegato negli ultimi banchi della classe dalla maestra perché odorava di olio fritto, ne ha fatta di strada. E anche grazie a quella maestra che Gianni ha capito che per emergere nel lavoro, nella vita come nello sport, bisognava faticare, impegnarsi, lottare con determinazione. Grazie Gianni per quello che ci ha insegnato e che continua ad insegnarci. Questa presentazione del libro per Marchiol non potevi mancare, per un simbolo te del motociclismo con un simbolo dell'automobilismo come Gianni. Diciamo che siamo tutti figli suoi qua stasera, perché lui ci ha incoraggiati sempre e in ogni momento, sia di difficoltà che di massima esaltazione dopo qualche vittoria, quindi era una cosa dovuta per Gianni, che al di là dello sport ha fatto anche tanto altro
solidarietà e non mi dilungo altro, e quindi niente, sono felice di averlo conosciuto, mi ha sempre caricato la molla in tutte le occasioni, quindi grazie Gianni, hai sempre avuto questa forza, questa grinta che trasmettevi a tutti i giovani, lo hai sempre fatto e secondo me continui a farlo ancora oggi. E tu l'hai conosciuto anche sulla parte da ciclista, anche lì non mollava mai. Sì, diciamo che io ho fatto i rally, quindi ci siamo incrociati anche con i rally. Poi con la compagnia del club di Enzo Cainero, che organizzava queste domeniche così, lui le chiamava scampagnate, ma da Gemona arrivare sullo Zoncolan non è proprio una passeggiata per chi la bici non la usa mai. Io ero uno di questi ovviamente, e quindi arrivai al piazzale dello Zoncolan, dove parte la seggiovia che porta su al Cubo, e da lì c'era, per chi voleva, l'ultimo tratto. Io ero disintegrato, ma veramente non mi reggevo in piedi, avevo i crampi alle gambe, e Gianni mi guarda e mi fa: ma cosa fai tu lì che te son giovane? E lui è preso, è andato in cima, io sono rimasto lì come un cretino a vedere Gianni che con la sua età più avanzata della mia, ovviamente, perché sono passati adesso una quindicina d'anni che abbiamo fatto questa uscita, anche forse 20, e quindi io ci sono rimasto malissimo, perché a vederlo partire per salire sullo Zoncolan è stato incredibile, però questo ti fa capire che se lo può fare lui, lo posso fare anch'io, lo possono fare tutti, quindi trasmetteva sempre questa pazzesca grinta che lo identificherà sempre, per sempre, dai, diciamo così. Questo abbraccio che gli avete dedicato, che gli hai dedicato, è tuo, ma è un abbraccio che si è visto in quel momento in cui tutti si sono alzati in piedi. Cioè, è difficile spiegare magari a chi ci sta seguendo la verità di quel momento, la verità delle cose che sono state dette. C'era umanità, c'era riconoscenza e c'era, come ho detto prima, la parola gratitudine, ma era una cosa molto ma molto sentita. Io non lo sapevo. Quando Franco Masco mi ha chiamato ha detto che voleva fare idealmente questo abbraccio, perché quello con la testa un po' dietro lì sono io, e siamo io e Gianni a Castelmonte, l'ultima gara che lui ha fatto. Ma come hai detto giustamente, sala in piedi, acclamato, ecco, è oltre a quello che mi aspettavo. Regalaci un aneddoto, uno tuo. Un'immagine. No, ma sai, io sono più legato al ciclismo evidentemente, perché il Gianni dello Zoncolan che sale zizzagando, che non ce la fa più perché siamo nel punto più difficile, ballerini ed io in macchina che a un certo punto lo vediamo, lo scopriamo, e il ballerini mi dice: guarda che quello è Gianni, fermalo perché se no muore. Ci avviciniamo e lui ci ha detto: via da qua che ci vediamo in cima. Ecco, il Gianni voglioso, volonteroso, doverosamente impegnato, ha fatto gli ultimi 3 chilometri, è arrivato in cima, e lì c'è una foto sul libro dove lui si spoglia e dice a Ballerini: guarda che sono arrivato. Questo è Gianni, perché nella vita ha fatto molto. Con noi Fulvio Bacchelli, che nella carriera di Gianni Marchiolla ha significato molto, soprattutto quando eri un giovane pilota e dopo alcuni anni hai vinto anche una gara di mondiale. Qual è il ricordo di Gianni? Ma il ricordo di Gianni, intanto il ringraziamento mio di essere stato invitato qui, e tra l'altro mi ha chiesto di fare una prefazione a un suo libro. Gianni praticamente io lo conosco da sempre, dal momento in cui io ho cominciato a correre, e per me è stato sempre una specie di papà che riusciva a darmi sempre delle indicazioni, delle parole buonissime, e di fatto è inutile parlare di Gianni, che sappiamo tutti e tutti sanno lo spessore del personaggio, quindi una persona squisita, io sono realmente felice di essere qui. Importante avere così, soprattutto da giovane, un maestro che ti possa dare le prime direttive a livello di guida, perché in quegli anni ce n'erano poche, perciò bisognava inventarsi un po' tutto. Ma sì, è stato utilissimo ascoltare i suoi consigli, sempre discreti, era sempre molto molto rassicurante, devo dire. Però era anche duro quando ci voleva. Eh beh sì, guai se no. E poi così la sua impressione quando ha iniziato a stargli davanti, qual è stata? Non credo di essere stato mai davanti. Con Giorgio Venica, raccontaci un aneddoto dei tanti, immagino, che ti lega a Gianni Marchiol. Ma guarda, ce n'è una miriade, guarda. Posso dire che è riuscito a darmi dello zingaro una volta, quando ho vinto la Cividale a Castelmonte. Sono arrivato in fondo,
chiaramente quando arrivi sopra non sai se hai vinto, non sai se com'è andata così. Insomma, giro la macchina, mi stavo proprio quasi fermando e sento che mi viene vicino e mi dà una botta sul casco e mi dice: Zingaro, te che ha vinto. E poi ti ha insegnato anche a lottare. No, sì, sempre, guarda, mi porto dietro aneddoti, parole che mi ha detto, da mettere il coltello fra i denti, di non stare a pensarci tanto, di chiudere, pensare alla gara, concentrazione. Come dicevo prima, mi ha insegnato non a guidare, ma mi ha insegnato a vincere. Non è facile questo, per lui spiegarlo e per me capirlo. Sono riuscito a farlo e molte volte, in molti casi, ho messo nelle corse e anche fuori, sempre tenuto presente le sue parole, che mi hanno aiutato sia in gara che nella vita. Grande Gianni comunque, sempre. Luca Cappellari, ricordiamo campione del mondo su pista con Ferrari, non ha voluto mancare pur affrontando una lunga trasferta da Monte Carlo. Sì, Marchiol è una persona eccezionale, ho tantissimi bei ricordi legati a lui, è stato un mio idolo d'infanzia perché abbiamo qualche anno di differenza, quindi io ero ragazzino, andavo a seguirlo sui tornanti dei vari rally che lui affrontava e quindi sognavo sempre di arrivare un giorno ai risultati che aveva ottenuto Gianni e devo dire che veramente per lui per me è sempre stato un grande esempio, soprattutto come uomo, come stasera tutti lo hanno ricordato, perché è una persona veramente che lascia il segno, di una onestà intellettuale assoluta, e quindi per me oggi non potevo mancare a rendere onore e omaggio a questo grande amico e maestro di tutti noi sportivi friulani e non solo. Cosa ti diceva Gianni quando ha iniziato ad andare forte nei rally, poi anche nella velocità in salita, che era il suo pane? Gianni era sempre, come dicevo, diceva molto apertamente le cose, quindi sapeva anche criticarmi quando era il momento, però è sempre stato di sostegno, mi ha spronato, era il primo poi a complimentarsi, scusate, e quindi per me è veramente stato uno sprono a fare sempre meglio, e devo dire una presenza costante nella mia carriera e che adesso veramente rivedo con grande affetto. Giorgio Croce, questa serata dedicata a Gianni Marchiol, che emozioni le lascia? Eccezionali, eccezionale come una persona eccezionale quale Gianni. Io posso raccontarvi un piccolissimo episodio. Ero un ragazzino, 1966, e sono andato a vedere la Cividale Castelmonte con mio povero papà, che era un grosso appassionato di automobilismo, e abbiamo visto un signore con una innocente i4 IM3, una di quelle stramberie da famiglia, ed era Gianni Marchiol che faceva la prima gara, perché lui era calciatore eccetera, e da lì è cominciata non la mia passione, l'introduzione mia nell'ambiente dell'automobilismo. Ed ora siamo con il protagonista di questa serata. Gianni, alla fine ti trovi come sempre a dire grazie tu, ma stasera sono tutti qui a dirti grazie. Che serata è stata? Ma è una cosa commovente veramente, non mi aspettavo tanta gente così, è una cosa bellissima. Ringrazio tutti di quanto mi hanno dato e mi daranno ancora. Il concetto di questa serata è che sei tu che hai dato tanto. Cosa direbbe oggi quel ragazzo che vendeva le frittelle? Sarebbe orgoglioso di quel Gianni che sei diventato? Beh, penso anche di sì, perché in fondo ho lottato molto per arrivare e per me è stato determinante quel fatto, e ringrazio anche quella maestra che mi ha messo l'ultimo banco perché puzzavo di olio fritto. Però questa mi ha dato la possibilità di voler emergere e voler esistere. Andrai a raccontare la tua storia allora ai bambini delle elementari? Sì, ma ci vorrebbe che ascoltassero. Ascolteranno. Sì, perché mi hanno ascoltato questi ragazzi qua che hanno già una certa età, sicuramente ascolteranno anche loro.
Buonasera, con noi c'è Patrick Silvestri perché dal 26 al 29 di maggio ci sarà il Rainforest Challenge South Europe. Allora raccontaci un po' quello che sarà l'evento di fine mese. L'evento di fine mese è praticamente facente parte della grande famiglia della Global Series di Rainforest Challenge. È un evento che viene organizzato in più parti del mondo e il gran finale viene svolto poi a fine anno in Malesia. Questi anni è stato interrotto un attimino in Malesia per ovvi motivi di Covid, ma riprenderà presto con più entusiasmo di prima, a sentire anche il fervore che c'è nella parte degli altri organizzatori e dell'organizzatore dell'evento madre in Malesia, Luis J. Aoui. Senti Patrick, in Europa quanti siete ad organizzare questo challenge come numero di eventi? In Europa siamo al momento in 3 eventi, North Europe, South Europe noi, e dopo ci sono il East Europe, che praticamente sono i nostri colleghi della Polonia, che quest'anno verranno anche a trovarci, tra l'altro, perché per rafforzare quella che è la grande confraternita di questo evento. Allora andiamo un po' a spiegare, perché qua parliamo di 4x4 estremo, per dare un'idea a casa, stanno anche vedendo le immagini per farsi un'idea, soprattutto gli scenari che troveranno, perché mi sembra i Colli Orientali ospiteranno evento che tra l'altro prevede dei partecipanti che arrivano da diverse zone. Andiamo un po' a spiegare soprattutto dove arrivano. Sì. Come hai detto te, i Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia saranno quelli che la location, che daranno il luogo ideale per fare questa manifestazione, che richiede percorsi con fango, roccia, ripide salite, discese e anche capacità di svincolarsi con l'uso di vericello e con tutte le attrezzature che sono di serie su questi particolari veicoli. Quello che noi cerchiamo ovviamente è di dare uno standard qualitativo di difficoltà che risponda ai canoni di questa tipologia di gara. Le macchine in gara quest'anno, nonostante le difficoltà del momento, che abbiamo già accennato anche prima, comunque arriveranno da tutta Italia, dall'Austria, dalla Francia addirittura, con 2 veicoli molto belli, uno particolarmente un 6x6, per cui molto particolare, difficile da vedere in giro, derivante da una Mercedes AMG. No, spiegami il 6x6 per dare un'idea, perché anch'io non ho capito bene. È praticamente una nuova macchina, non so, qualcuno aveva più presente la Mercedes classe G, con quel sistema di sospensioni con assi a portare, vuol dire che praticamente sono molto alti da terra e non richiedono, diciamo, molta attenzione nella guida, tipo rocce e queste cose qui. E la trasmissione con un particolare sistema viene dato su tutte le 6 ruote. Praticamente abbiamo un assale anteriore con lo sterzo e la trazione, uno centrale fisso, diciamo, rispetto alla macchina, ma sempre con la trazione, e un ultimo assale posteriore con sia trazione sia possibilità di sterzo, ovviamente per agevolare la macchina nei tracciati più impervi all'interno del bosco. Diciamo 6 ruote motrici, 4 sterzanti, per dare un'idea. Ecco. Esatto, una macchina molto particolare e non è facile vedere in giro. Quest'anno era già venuto nel 2017 alla nostra gara con un prototipo 4x4. Ha preparato questa nuova macchina e viene da noi, l'ha già testata su altre gare. È molto performante e è molto particolare anche vederla in azione, perché si muove in maniera diversa rispetto a una 4x4 tradizionale. Ecco Patrick, diamo un'idea. C'è un tempo in cui il percorso deve essere completato, ovviamente? Certo, noi abbiamo praticamente una possibilità di fare un giro. La peculiarità di quest'anno è quella di fare un giro più volte possibili. All'interno del giro sono state ricavate delle prove speciali a tempo cronometrato invece, quindi 3, 2, 1 via, il tempo migliore che uno fa viene preso. Dopodiché, uscito dalla prova speciale, avrà questo giro da completare più volte possibili, quindi hanno 2 ore di tempo all'interno delle quali dovranno fare 2 prove speciali e più volte possibile questo giro. Presumibilmente penso che riusciranno a fare un giro e basta, completo delle 2 prove speciali. Per il Quindi pubblico, è una novità di quest'anno. Per il pubblico cosa possiamo dire? Dove possono trovare, diciamo, i riferimenti anche per andare ad assistere, e soprattutto quelle che saranno le giornate clou e gli orari?
Allora, la manifestazione si svolge dal giovedì alla domenica, dal 26 al 29. Diciamo che il punto di riferimento è il campo base, dove ci sono tutti i vari, il parco chiuso delle macchine, con tutti i vari equipaggi e i team dove mettono i loro gazebi, si possono vedere le macchine, sentire l'atmosfera proprio dell'evento, che verrà svolta nella Sagre dal Gial di Corno di Rosazzo, provincia di Udine. Quindi ringraziamo anche l'amministrazione locale, il sindaco e gli assessori che ci hanno offerto questa possibilità di avere diciamo una location più comoda e più accogliente anche rispetto a tutti quelli che vogliono venire a divertirsi e a seguire senza troppo impegno l'evento. Invece, per quanto riguarda le prove speciali, verranno svolte, saranno accolte dai terreni in quest'anno in particolare dall'azienda agricola Valle. Praticamente sono tutti ricavati in percorso naturale all'interno del bosco, sulla collina di Gramuliano, sempre del comune di Corno di Rosazzo. Diciamo tutto ben raccolto nel comune di Corno di Rosazzo, perciò a partire dalle prove speciali e poi quello che sarà il parco chiuso, perciò spostandosi in maniera lieve, possiamo dire, uno può già riuscire a godere di tutto quello che sarà lo spettacolo del Rainforest Challenge Europe. Sì, assolutamente, perché comunque loro avranno delle sezioni di gara che vanno 2 ore la mattina, 2 ore al pomeriggio, avranno una pausa pranzo di 1 ora, per cui chi vuole vedere le macchine, capire come funzionano le cose, avrà il tempo di spostarsi dal bosco per venire a seguirle al parco chiuso e viceversa, quindi dal parco chiuso andare nel bosco per vedere le macchine che corrono. Hanno il tempo, tutti i tempi per riparare le macchine e per anche a riposare un attimo, perché è molto impegnativo soprattutto dal punto di vista dei copiloti. Qui il copilota deve sgambettare, deve correre, salire, scendere dalla macchina, legarla, assicularla, deve lavorare, non è come nei rally dove è seduto, con tutto il rispetto parlando, comunque è seduto in fianco, deve dare le note giuste. Qui invece devo scendere nel fango, arrampicarsi, assicurare, deve lavorare, quindi è necessario anche dargli un attimo di respiro, un attimo di tregua. Quante saranno le categorie, anche per dire, dalla vettura più piccola a quella più estrema, che immagino sia quella di cui hai parlato, a 6 ruote motrici? Allora, quest'anno avremo delle macchine di diversissima tipologia per dimensioni, potenze e caratteristiche. La categoria più rifornita è quella dei prototipi, ovviamente, perché sono ormai quelli che vanno per la maggiore anche tra gli utenti. Se no c'è la categoria dei preparati, che però in questo periodo soffre un po' della penalizzazione anche dei costi di spostamento e quant'altro, perché si avvicina più alle macchine di serie preparate con le dovute accorgimenti e accessori, ma poi alla fine adoperata magari anche la domenica e così, e queste un po' adesso patiscono la stretta di questi tempi, quindi prototipi per la maggior parte. Dunque, grazie Patrick, ricordiamo 26 e 29 di maggio Rainforest Challenge South Europe, possibilità a Corno di Rosazzo veramente di arrivare e toccare con mano questo spettacolo che proporrete. Grazie e ovviamente un buon lavoro. Grazie a voi, grazie di averci ospitati.